Don Bosco rivela: la Madonna mi ha concesso la grazia di portarvi con me in paradiso. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di quanto rivelato da Don Bosco, il quale ricevette da Maria la grazia speciale, attraverso una determinata pratica, di poter fare in modo che tutte le anime, chiaramente, che si fossero accostate ai sacramenti, alla Santa Messa, al Santo Rosario, più quest'altra pratica che a breve vi dirò, fossero elette in qualche modo a poter godere in paradiso della stessa gioia e felicità e gaudio di cui gode Don Bosco. Prima di parlarvi però di questa particolare devozione rivelata dalla Madonna a Don Bosco per portare tantissime anime in paradiso, voglio raccontarvi di un sogno di Don Bosco che dovrebbe cercare, insomma, di distogliere un maggior numero possibile di anime dal peccato. Scrisse Don Bosco raccontando questo sogno: in una grande valle potei vedere una bandiera nera portata da un personaggio di forme strane, sulla quale stava scritto: né gli impuri, né gli adulteri, né i molli, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né i malefici, né i rapitori possiederanno il regno di Dio. Dietro a questa bandiera sfilava una lunghissima processione, guidata da un personaggio orrendo, deforme, ma nello stesso tempo di modi lusinghieri, con la maschera sulla faccia. Prima venivano gruppi di persone che facevano discorsi brutti, sghignazzando, poi altri gruppi che in coro bestemmiavano. Seguivano file di mormoratori e schiere di ubriachi che cantavano incespicando. Si avanzavano altri, carichi di tutto ciò che avevano rubato. I sarti, curvi sotto la stoffa che avevano rubato, che li faceva andare gobbi, i mugnai, gobbi sotto i sacchi della farina sottratta agli avventori, i bottegai coi pesi falsi, i manutengoli, gli usurai. Questa gente entrò in una porta aperta nelle mura annerite di un'orrida prigione, la quale si trovava all'estremità della valle. Al di là di quella soglia si vedevano tenebrosi cunicoli che spaventosamente si sprofondavano nell'abisso. Appena tutti furono entrati, la porta si richiuse con un impeto e si vedeva scritto sulle imposte: per isse semel eternum est, che significa dannati una volta, dannati in eterno. Ebbene, carissimi, la Madonna ha rivelato che potranno raggiungere Don Bosco in paradiso coloro che, oltre alla pratica dei sacramenti, quindi confessione, Santa Messa, comunione, adorazione eucaristica, recita del Santo Rosario, durante il momento della consacrazione dell'ostia da parte del sacerdote durante la Santa Messa, raggiungeranno Don Bosco in paradiso coloro che reciteranno un'Ave Maria al momento della consacrazione dell'ostia tra le mani del sacerdote. Per quanto mi riguarda, io ho l'abitudine di dire tutte le sere prima di addormentarmi come si chiama, di compiere la devozione delle 3 Ave Marie, no, la cosiddetta chiave del paradiso, che è frutto di una promessa che la Madonna ha fatto ad una monaca, a cui ha dato questa chiave proprio del paradiso, dicendo delle formule da dire prima di dire ciascuna di queste 3 Ave Marie. Però chi vuole, durante il momento della consacrazione, io dico queste 3 Ave Marie secondo queste formule rivelate dalla Madonna a questa suora, che precedono ciascuna Ave Maria, però chiunque può anche al momento della consacrazione dire semplicemente un'Ave Maria. Intanto
vi allego il video riguardante la devozione, di cui vi ho parlato, la cosiddetta chiave del paradiso costituita da queste 3 Ave Marie, nella speranza possa essere una preghiera di cui voi anche possiate diventare devoti per una sempre maggiore salute della vostra anima. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio veramente tanto e che Dio vi benedica e vi conceda tutte le grazie che meritate e che gli chiedete con grande fervore. Grazie carissimi.